Eder. Mech. Pallister. Nessuna sosia o due sosia. Nel complesso mosaico del caso Liliana Resinovic c'è un tassello che continua a essere manipolato da chi ostinatamente propone tesi alternative prive di logica e riscontro fattuale. La figura femminile ripresa il 14 dicembre dalle telecamere di via Damiano Chiesa davanti alla scuola di polizia di Trieste. Secondo alcuni si tratterebbe di una sosia utilizzata per far credere che Liliana fosse ancora viva, mentre in realtà sarebbe già stata uccisa dal marito Sebastiano Visintin. Questa teoria, a uno sguardo analitico e razionale, crolla miseramente. Ed è il tempo, quello reale, documentato, a inchiodarla, oltre che la ovvia logica. Alle 8:14:54, il sistema di lettura targhe rileva l'auto di Sebastiano mentre esce dal raccordo autostradale R13 in direzione del centro commerciale Zazzeron, zona Cattinara, dove è solito recarsi per motivi di coltelli, ritiro e consegna di coltelli. L'arrivo nel parcheggio è stimabile in circa un minuto dopo la registrazione, quindi alle 8:15:54. All'interno del centro Visintin deve 1. Scendere dall'auto, 2. Entrare nel centro commerciale, 3. Svolgere la sostituzione dei coltelli, 4. Ripartire. Tempo minimo per queste operazioni, 3 minuti. Ripartenza stimata, 8:18:54. A questo punto, se vuole andare a casa in via Verrocchio, deve percorrere in auto 7 minuti, quelli necessari per arrivare alla sua abitazione in via Verrocchio 2. Arrivo stimato alle 8:25:54. In questo momento, Liliana avrebbe in ogni caso già completato la telefonata con Claudio Sterpin da 1 minuto. Dalla casa alla pescheria L'Ancora in via Giulia, dove un autobus lo riprende alle 8:29:39, servono altri 3 minuti in auto, senza traffico. Significa che Sebastiano, se fosse passato da casa, avrebbe dovuto ripartire entro le 8:26:39 per arrivare alla pescheria. Tempo massimo della sosta a casa per poter compiere il tragitto, 45 secondi. Tra l'arrivo a casa, 8:25:54, e la ripartenza, 8:26:39, trascorrono esattamente 45 secondi. Un tempo ridicolo e insufficiente per compiere qualsiasi atto criminale, considerando che in quei secondi dovrebbe scendere dall'auto, entrare in casa, commettere un omicidio o predisporre un sequestro. Uscire di casa, risalire in auto e ripartire. Chi sostiene che in quei 45 secondi Sebastiano abbia ucciso Liliana o l'abbia costretta a uscire viva di casa per poi sparire, ignora il senso del tempo reale. È un intervallo che basta, a malapena, per salire e scendere le scale. Alle 8:42, le telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa riprendono una donna che cammina con andatura familiare, portando con sé sacchetti della spazzatura. Per alcuni si tratterebbe di una sosia incaricata di simulare la presenza in vita di Liliana. Ma qui la logica si sbriciola definitivamente. Primo punto, l'orologio della telecamera sarebbe errato di 5 minuti. A prescindere da ciò, al suo passaggio Sebastiano sarebbe già arrivato in via Giulia con a bordo eventualmente un personaggio misterioso. Va notato che da quel momento le celle non collocheranno più Visintin nei pressi di casa sua. Secondo punto, alle 8:22 Liliana era ancora viva, come emerge dalla telefonata avvenuta con Claudio Sterpin. Terzo punto, se davvero ci fosse una sosia, il piano sarebbe tragicomicamente mal congegnato. Questa presunta sosia, infatti, gira per la città senza una meta precisa. Non porta con sé il cellulare di Liliana per poi spegnerlo, facendoci credere di essere svanita nel nulla in un punto distante da casa, come in ogni sano depistaggio si farebbe. Non verrebbe ripresa da nessuna telecamera, quindi nessuno saprebbe della farsa della sosia. A quel punto cosa avrebbe ottenuto la messinscena della sosia? Nulla. Nessuna comparsa, nessun depistaggio. Solo una donna che gira non ripresa e senza cellulare attivo. L'ipotesi è così illogica da sembrare uno sketch satirico. Ricordiamo che Sebastiano è stato accusato di aver temporeggiato nel fare una denuncia, poi è stato accusato di aver fatto una denuncia per allontanamento volontario, facendo sì che le telecamere della città venissero cancellate. Allora, avendo una sosia che gira per Trieste, se non salvi nessuna telecamera, che hai concluso? Una mossa che, per chi sostiene il complotto, dovrebbe rappresentare una prova di colpevolezza.
ma al contrario smonta l'utilità della sosia stessa. A cosa serve mettere in scena un'apparizione se poi nessuna telecamera viene conservata? È un teatro senza pubblico, una recita invisibile. È solo per un puro miracolo che Gabriella, l'amica di Liliana, chiamando di persona la scuola di polizia, fa sì che avvenga il salvataggio delle immagini video di via Damiano Chiesa. Fosse per Sebastiano, non esisterebbero nemmeno quelle. Zio Fulvio Covalero ha ironizzato sull'ipotesi della sosia. La trova ridicola oppure l'ha apprezzata perché la ritiene uno dei pochi modi rimasti per aiutare il suo amico Sebastiano a non trovarsi nei pressi di Liliana quando viene uccisa. Se Liliana morisse tra le 8:24 e le 8:25, Sebastiano, come visto, non sarebbe il responsabile. Potrebbe al massimo aver avuto il tempo per farla salire a bordo alle 8:25, passando da casa e incaricando la sosia di passare per via Damiano Chiesa mentre la porta via. La figura ripresa in via Damiano Chiesa, Liliana Resinovic. Non ci sono margini per alternative credibili. Gli orari sono chiari, i percorsi tracciati, i tempi documentati. Sebastiano Visintin, tra le 8:14 e le 8:29, è impegnato in attività lavorative, spostamenti continui e apparizioni pubbliche. Il tempo che passa a casa non supera i 45 secondi, compresi quelli per salire e scendere dall'auto. La teoria della sosia si sgonfia sotto il peso dei fatti. Resta, come molte costruzioni illusorie, affascinante per chi ama l'enigma, ma alla prova della realtà non regge e confonde, distrae e allontana da una sola, cruciale verità. E poi l'orologio rosa fermo alle 9:17. Anche questo non avrebbe nessuna logica se Liliana fosse stata uccisa in casa prima delle 8:30. E se volete davvero credere alla teoria della sosia, allora vi converrà credere anche alla teoria dei due sosia. Perché a quel punto pure l'uomo che gira per Trieste non sarebbe Sebastiano Visintin, ma un suo sosia. Naturalmente, se voi foste il sosia che il giorno dopo deve interpretare una persona uccisa, la sera prima sareste molto nervosi. E invece vediamo che cosa fa la presunta sosia la sera prima dei fatti. Via Giulia, Pescheria L'Ancora, ore 8:29. Adesso che sappiamo che Sebastiano quella mattina è vestito di giallo, possiamo pensare che sia proprio questo individuo ripreso mentre sembra parlare con la mano sinistra al telefono. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.